Che è successo? Tu così è proprio così. Allora, sì, noi facciamo la musica che ci piace, niente di nuovo. Cioè proprio non aspettate niente perché insomma non... Anzi, venire perché state perdendo tempo. Se piace anche a voi. Cioè se venuto a capo per non parlo come... però è inutile perché se vi piace anche a voi insomma. E il microfono però è... altrimenti... Io non lo so, quando sto vicino a te, ma un bambino sempre. Io ho fatto una presentazione che neanche a Ranieri ho fatto, cioè ce l'ho messa tutta, perché ti impappino? Non ho capito, scusa Non lo so, ma voi non vale proprio... Ma Gesù, ma va bene, comunque suoniamo, perché tu quello che sai fare è cantare. Qual è il pezzo, diciamo? Allora, il brano si chiama Io l'amo di più, è sempre dello stesso autore del brano che presentammo 2 anni fa. C'eravamo tutti, infatti ce lo ricordo. 2 anni fa ci chiamavamo pure Nata Manera. 2 anni fa presentammo... io adoro quest'uomo. Cioè veramente non ha nulla da nascondere quest'uomo, ecco. E qual è Upiz? Si chiama Io l'amo di più. E chi è l'autore che 2 anni fa? Come si chiama? G. Scalamogna. G. Attenzione, adesso c'è il mistero della G. Giorgio, Giovanni, Gennaro, chi può dirlo? Gaetano, chi può dirlo? Può essere pure che mamma chiama G. Sai le bomba, mamma? E quindi resta G. Va bene, questo per dirvi che sono i Blues at the Ruse. Grazie mille. Ringraziare prima di esibirci, lo so che il tempo stringe, però è un ringraziamento che va fatto perché molto spesso gli artisti si dimenticano di ringraziare chi lavora sul palco. Ringrazio come facetti 2 anni fa, 2 anni fa lo service Serenata. Quest'anno è 20 service di Pasquale Diana, ringraziamo Pasquale, un caro amico, Mario alla fonia, Stefano e fuori che sta la Mario. Comunque ringraziamo i tecnici, perché tutti i lavori, Luca è operatore. Grazie mille, saranno sicuro parienti e amici. 5 minuti fa mi dicevi che lei non ti ho creduto, la gente parla ma non sa che quando un uomo ama, l'amore che gli brucia dentro al cuore fa tanto male. E se mi dici che non è più mia, non me ne importa. Non me ne importa perché io l'amo di più, io l'amo di più, io l'amo di più, l'amo sempre, io l'amo di più, io l'amo di più, io l'amo di più, l'amo. 5 minuti fa mi ha chiamato lei per dirmi addio, non è possibile, non posso crederle, non voglio crederle, non voglio crederle, io l'amo di più, io l'amo di più, io l'amo di più. Io l'amo di più, io l'amo di più, io l'amo di più, l'amo.
tornati, se vi è piaciuto, il 27 il loro disco sarà presentato alla FNAC, perché finalmente insomma... Ecco, vabbè, ma questo potevi anche evitare, ecco. E finalmente è uscito, i produttori li hanno voluti veramente fortemente, e finalmente è uscito il disco, perché voluto da loro, perché loro non volevano farlo uscire, ecco, giusto? Sì. Tutto a posto. Perfetto. Non è mai peccato. Perfetto, grazie, basta Alfredo. Adesso torna Carmine Aimone che presenterà il loro disco, ricordate, il 27 alla FNAC. Vieni Carmine. Eccomi. Posso chiedere un applauso per Carmine che veramente è l'enciclopedia della serata. No, Gianni, la che che vera. dà un segno.